Bene, buonasera, un caro saluto amiche e amici dei Dialoghi dello Sport, benvenute e benvenuti a questo incontro intitolato La lezione dello sport. Questa sera ci sono io, Simone Grigoletto, a condurre la partita e il nostro caro Luca Grion, come dire, finalmente onora il suo ruolo di allenatore-giocatore e scende questa volta in campo. Introduco quindi quelli che sono gli ospiti di questa serata, di questo dialogo che va sostanzialmente a concludere o cerca di concludere questa serie di incontri telematici che ci hanno tenuto compagnia dall'autunno scorso. Il primo, appunto, l'ho già anticipato, è Luca Grion, professore di filosofia morale presso l'Università di Udine, e ideatore e sostanzialmente lo spirito trainante dietro questa bella iniziativa. E oggi fa compagnia dall'altra parte della rete per continuare, diciamo, con le metafore sportive, Lorenzo Biagi, vice direttore dello IUSVE e docente presso questa università, principalmente di antropologia filosofica ed etica. Mi limito a segnalare una delle sue ultime pubblicazioni, le più recenti, Unico e molteplice per una fondazione antropologica oltre l'individualismo, questo uscito nel 2019, ne seguono poi altri anche nel 2020. Bene, allora non vorrei togliere tempo ai nostri ospiti e direi iniziamo subito questo incontro che sostanzialmente si articola con una serie di domande, di botte e risposta che permetteranno, credo, ai nostri ospiti di darci degli spunti molto interessanti su quella che è appunto la lezione dello sport. Questo è il titolo dell'incontro di oggi. Bene, mi permetto una certa informalità, partirei con Lorenzo e direi di addentrarci nelle tematiche fin da subito, no? L'essere umano, si dice anche nel dibattito così contemporaneo, forse anche più scientifico, più accademico, è spesso stato definito come un homo ludens, no? Quindi la dimensione ludica del gioco di fatto fa parte anche proprio da un punto di vista antropologico del nostro fondamento. Ecco. Allora partirei da qui. Che cosa significa, Lorenzo, questo gioco che appunto fa parte del fondamento della cultura umana e soprattutto quindi che rapporto possiamo evidenziare tra gioco e sport dall'altra parte? Grazie Simone e buonasera a tutti e a tutti. Questa è un po' la domanda di fondo, di base, dalla quale dovremmo sempre ripartire per scoprire sempre nuovi significati dello sport stesso in quanto tale. Cioè lo sforzo che dovremmo fare ogni volta è quello di riportare lo sport alla sua radice di senso, che è il gioco. Lo sport è una grande espressione sociale, soprattutto caratteristica della società, delle nostre società moderne. Ritornerò poi su questo aspetto che ha elementi positivi ma anche qualche contraddizione. E allora, per capire sempre e non banalizzare l'attività sportiva o comunque ogni forma di sport, dovremmo appunto partire da questa domanda che Simone ha posto, e cioè qual è? È possibile avvicinare il significato fondamentale del gioco? Qui c'è una prima difficoltà, come pochissime altre dimensioni dell'essere umano. Il gioco, abbiamo a che fare con il gioco a qualche cosa che, per quanto noi cerchiamo di concettualizzare, di esplorare, abbiamo sempre la sensazione che la sua essenza ci sfugga.
anche se la sentiamo, come si usa dire oggi, e la viviamo interiormente, profondamente. E per iniziare, visto che siamo in tema di campionati europei di calcio, tutti credo, anche gli ascoltatori, chi più o meno ha sentito o pratica un po' di calcio, sa che gli allenatori, a cominciare dai ragazzini, insegnano i cosiddetti fondamentali. Mm? Ecco, il gioco è un fondamentale dell'essere umano. Cosa questo significhi? Nonostante abbiamo una, una catena piuttosto importante che inizia con Platone, ecco, che ha cercato di mettere a fuoco che cos'è questo fondamentale, abbiamo ancora delle tracce, dei frammenti. Ma questo fondamentale potremmo brevemente riassumerlo così. Il gioco è la matrice generativa dello stare insieme degli esseri umani. Una matrice che in qualche maniera ci precede, viene prima di noi, ma nello stesso tempo ci trascende, ci supera. Non la possiamo catturare fino a un certo punto, diciamo. Lo sport nella società moderna è un tentativo di catturare questo fondamentale. Ecco, cosa vuol dire allora ancora che il gioco è matrice? È un po' difficile forse da capire, diciamo, però il diritto è un'espressione della matrice del gioco che ha il ruolo di farci vivere insieme. Più in generale, qualunque altra espressione culturale che gli uomini hanno progressivamente creato e inventato, svolge questo compito fondamentale: farci vivere insieme, tenerci insieme. La specificità del gioco è questa: stare insieme liberamente, assumendo liberamente delle regole per poter vivere insieme. È questa la grande sfida che stiamo vivendo proprio in questo periodo di pandemia. Questo è un grande messaggio etico, antropologico. Per capire questo, e chiudo, basta guardare i nostri bambini. Entrano nel gioco liberamente, entrano e rispettano le regole. I cattivi siamo noi adulti quando gli insegniamo a barare e loro si arrabbiano giustamente, non si fa, e certo. Ecco, questo è un po', tra virgolette, il fondamentale, la matrice e anche l'enigma culturale del gioco. Bene, grazie Lorenzo per questo bell'inizio del nostro incontro. Allora, gioco, tratto fondamentale, matrice della socialità. Allora, Luca, basta questo per rendere lo sport appassionante? Perché in fondo, se siamo qui, è certamente perché ci interessano queste riflessioni, ma anche perché siamo dei grandi appassionati di sport, no? Sì, decisamente. Beh, quello che dice Lorenzo è sicuramente nella grammatica dello sport uno degli elementi fondamentali, questa dimensione aggregativa attorno ad un'esperienza anche piacevole, no? Il gioco rimanda proprio a questa dimensione ricreativa, si entra liberamente perché piace spendere assieme ad altri il tempo che è tempo di gioco. Però soprattutto io proverei allora ad aggiungere qualche ulteriore elemento, perché quando parliamo di sport parliamo anche di un particolare modo di giocare, cioè parliamo di quello che viene chiamato anche il gioco agonistico, ed ecco che l'ingrediente ulteriore ha a che fare con la sfida che ciascuno pone a se stesso e agli altri, io direi quasi contemporaneamente. Continuiamo a tenere l'esempio dei bambini, no? Quante volte ci si sfidava da piccoli in una prova, no? Chi arriva primo, che ne so, ad un albero. Allora,
quella gara di corsa era fatta chiaramente di regole, perché tu dovevi decidere qual era l'arrivo, qual era il traguardo, l'albero, e anche cosa potevi e non potevi fare per conseguire quel risultato, no? Fare lo sgambetto al tuo concorrente è qualcosa che non si può fare, no? Mentre correre a perdifiato al meglio delle tue possibilità sì. E qual è il gusto? No? È quello proprio di mettersi alla prova, vedere di che pasta siamo fatti, se riusciamo a essere più bravi degli altri. Ma tante volte la sfida è semplicemente una sfida con se stessi. Faccio un esempio che invece riguarda gli adulti, no? Io tra questi, no? Chi magari in età già, tra virgolette, avanzata, sicuramente da un punto di vista agonistico avanzata, si scopre sportivo e inizia a correre. Si attacca un pettorale e concorre in una maratona, non ha nessuna speranza di vincere. Però il gusto della sfida c'è comunque, no? Dare il meglio di te, guadagnare qualche minuto rispetto al tuo personal best. Ecco, è quello che gli psicologi, in questo Lorenzo sarebbe sicuramente più bravo di me ad approfondire, chiamano il senso dell'autoefficacia, cioè mettersi alla prova per dimostrare a se stessi di essere capace, e questa è una benzina strepitosa. Allora chiudo però con una piccola nota, se vogliamo un alert. Ecco, se questo è vero però, cioè se quello che chiamiamo sport è gioco agonistico, e quello di cui immagino parleremo nel proseguo di questa nostra chiacchierata, che fare coi valori dello sport, beh, dovremmo riuscire a dare il giusto peso a questa dimensione agonistica, no? Al fatto che è un gioco molto esigente, quello che ti porta a dare il meglio di te, non è solo il divertirsi finché ci piace. Tante volte per raggiungere e dare il meglio di sé bisogna continuare anche quando le cose sono un po' meno divertenti. E allora forse dovremmo riflettere su un modo troppo leggero col quale spesso si parla di sport, e mi riferisco ad esempio a un documento importante, quando la Carta Europea dello Sport, ancora nel 92 e poi ripresa nel 2007 dal Libro Bianco dello Sport, prova a definire questa cosa che chiamiamo sport, dice che sport qualsiasi forma di attività fisica che attraverso una partecipazione organizzata o meno abbia come obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizione di tutti i livelli. Ecco, il mio dubbio è che questa sia una concezione troppo estensiva di sport, che tiene dentro troppe cose e non ci consente forse di leggere fino in fondo la lezione dello sport. Ma se vuoi magari di questo torneremo a parlare più tardi. Mm-hmm. Certo. Lorenzo, tornerei da te. Luca ci ha detto gioco, una dimensione a cui accediamo con una certa libertà, e poi questo concetto molto interessante di autoefficacia, no? Come modalità per imparare qualcosa di se stessi. Allora la domanda che vorrei farti è questa, cioè possiamo parlare di sport come ambiente educativo e come questa definizione comporta certamente dei vantaggi, ma anche possibilmente delle complicazioni, delle contraddizioni? Sì, penso che sia un'evidenza, diciamo, che lo sport, qualunque tipo, qualunque forma di sport, anche quelli, diciamo, che puntano molto sul singolo, se vogliamo, che poi è difficile anche definirli in realtà, questo sarebbe interessante, a parte quando qualcuno fa le corse da solo, ma in realtà insomma, la cosa non è così semplice. Lo sport ha la caratteristica in generale di far nascere attorno a sé un ambiente ovviamente non nel senso materiale del termine, dove ci sono persone, ci sono luoghi, ci sono regole, ci sono spazi, ci sono anche, come dire, soprattutto relazioni, figure, persone, eccetera. In questo senso lo sport è fondamentalmente un ambiente educativo. Bisognerebbe ripartire e riscoprire questo concetto, questa categoria fondamentale. Ricordo soltanto che qualche anno fa una ricerca dello IARD, che adesso non c'è più, che si occupava e studiava la condizione giovanile,
Ebbene, chiedeva ai ragazzini una sorta di gerarchia delle persone che per loro sono più importanti dal punto di vista educativo. Ebbene, per i ragazzini l'allenatore era messo prima dei genitori, adesso non ricordo se al secondo o al terzo posto dopo la maestra, eccetera. Cosa vuol dire questo? Tanto per dire una figura fondamentale, l'allenatore. E l'allenatore sta dentro un ambiente educativo. Complessivamente il tema di fondo è questo, sul quale tutti dovremmo un po' impegnarci di più, e cioè liberare da una certa banalità, da una certa leggerezza con cui affrontiamo lo sport, un po' quello che diceva Luca. Lo sport è una cosa seria. Perché? Perché lì comunque si forma una persona, si formano dei caratteri. Certo, si possono anche distruggere delle persone e distruggere dei caratteri, perché il crinale dello sport come ambiente educativo è tutto qua. Cioè, se riesce a mantenere quella forma di quel concetto, quella categoria di agonismo che richiamava Luca, l'autoefficacia, o se invece sposa la famosa diabolica trinità dell'homo economicus, efficienza, efficacia e prestazione, dove alla fine della persona, dello sportivo, del ragazzino non è più niente. Questo è il punto. La sfida che poi credo verrà fuori ancora con Luca è esattamente questa: cercare di capire come, mettendo a frutto la generatività dello sport come ambiente educativo, dall'interno io posso venire fuori quell'agonismo che non è efficienza, efficacia e prestazione, che cade sotto i criteri disumanizzanti e spersonalizzanti dell'homo economicus. Quindi, concludo, dovremmo veramente, tra virgolette, investire di più non solo in termini di risorse, ma proprio in termini concettuali, culturali. Abbiamo un piccolo campetto sportivo, una piccola squadretta, un allenatore, lì, perché lì si formano fin dall'inizio caratteri, relazioni, conoscenza di sé, dei miei limiti, fin dove posso arrivare, dove nessuno mi dice sei fuori, ma che cosa puoi dare, che cosa puoi tirare fuori. È una riserva grandissima. Sono convinto, ascoltando, girando in giro, incontrando questi ambienti, che oggi non siamo ancora convinti di fare germogliare questa perla preziosa, questo fiore preziosissimo che abbiamo nei nostri paesi, nella nostra realtà. L'Italia è una delle realtà che ha uno dei famosi indicatori del capitale sociale del nostro paese, ricchissimo, sono proprio le società sportive, quelle non del tutto, diciamo, anche non del tutto riconosciute e inquadrate. C'è una miriade di mondi e di spazi da valorizzare. Bene, no, grazie. Io certamente mi sento di condividere, no? Lo sport può essere strutturalmente un ambiente educativo. Allora, Luca, se è vero che lo sport è questo tipo di luogo, di ambiente, ti chiederei di aiutarci a capire un po' di più di quelli che potrebbero essere i contenuti. E quindi proviamo a fare i conti con quello che è il titolo dell'incontro di oggi, cioè qual è la lezione dello sport? Allora, alla luce delle premesse che abbiamo fatto e che sono importanti però, cioè prima l'ha fatta Lorenzo, lo sport ha un grandissimo potenziale educativo, ma non è scontato, ha bisogno di adulti degni di questo nome che rendano quel potenziale realmente qualcosa nel quale la persona è al centro e le vite dei nostri ragazzi vengono realmente messe al centro della pratica sportiva e della pratica educativa. Bene, se queste cose funzionano, cioè se non si cerca solo la massima prestazione, ma si cerca di far crescere i giovani attraverso una pratica divertente, appassionante, bene,
ci sono parecchie lezioni. Ecco, io provo in modo telegrafico ad indicarne qualcuna. Beh, la prima credo che sia fenomenale proprio perché passa non attraverso il canale cognitivo, la spiegazione, no? Un professore che ti fa la lezione, ma attraverso la pratica concreta e divertente del gioco, è il fatto che libertà e regole non sono in opposizione. Cioè, giocando tu capisci che per essere libero di fare la pratica che ami di più, per giocare con i tuoi amici, devi stare alle regole. E chiaramente devono essere regole intelligenti, ma quelle regole intelligenti che ti sei dato aprono e proteggono lo spazio del gioco. Il che significa, in uno sguardo antropologico, che noi non siamo più liberi quanto più ci svincoliamo, ci sleghiamo dagli altri, ma siamo tanto più liberi di mettere a frutto il nostro potenziale quanto più siamo capaci di legarci bene con gli altri. E proprio lo sport ci fa capire l'importanza dei legami per essere autenticamente liberi. E questa è una lezione strepitosa, anche da un punto di vista proprio di cittadinanza attiva. Il secondo ha fatto un accenno proprio Lorenzo prima parlando di limiti. Ecco, un'altra grande lezione dello sport è quella che ci insegna a distinguere limiti e limiti. Io non amo, ad esempio, la retorica del no limit, perché non credo che lo sport sia sempre comunque superamento dei limiti. Lo sport è, certo, superamento di quegli limiti che sono ostacoli, cioè ciò che si frappone alla mia capacità di esprimermi al meglio. Alcuni me li pongono gli altri, quando non credono in me, quando non mi mettono in condizione di esprimermi, ma tante volte ce le mettiamo noi stessi, quando pensiamo di non essere capaci. Ecco, allora lo sport mi insegna in modo esigente a sfidare quegli ostacoli che non mi permettono di dare il meglio di me e a farmi godere il piacere infinito di scoprirmi migliore di quello che pensavo. Però lo sport mi insegna anche ad accettare un'altra famiglia di limiti che ha a che fare con i confini. Cioè, a un certo punto devo far pace con chi sono, accettare che magari un altro è migliore di me e una volta che ho espresso al meglio ciò che potevo fare, riuscire a essere soddisfatto di aver dato tutto quello che avevo senza desiderare di essere qualcun altro, senza iniziare a imbrogliare, perché non accetto i limiti, no? Che mi caratterizzano, che mi specificano per ciò che sono come atleta. E questa è un'altra grande lezione. E la terza e ultima credo che abbia a che fare col tema della vittoria e della sconfitta. Vittoria e sconfitta sono coessenziali allo sport. Noi gareggiamo per vincere. Questo almeno come anelito, no? La prima regola di ogni sport ti indica una meta e ti dice che il gioco finisce quando quel risultato viene raggiunto. E tutte le regole in qualche modo decidono cosa puoi fare, cosa non puoi fare, mentre concorri per la vittoria. Però è altrettanto coessenziale l'esperienza della sconfitta, perché se uno vince c'è sempre qualcuno che perde. E lo sport ti insegna a non identificarti con il risultato. Anche se perdi, non sei un perdente, sei qualcuno che ha perso quella singola gara e che la volta successiva può rimettersi alla prova. E questa è l'ultima, almeno di queste 3 veloci lezioni che provo così a enumerare ora, un'altra gran bella lezione. Cioè, noi non siamo dei perdenti perché qualcuno più bravo di noi ci batte. Noi siamo perdenti quando smettiamo di rialzarci e di riprovarci. Però proprio lo sport mi insegna che posso sempre cercare di fare meglio, posso sempre riprovarci. E quindi vittoria e sconfitta sono entrambi volti dell'attività sportiva e dobbiamo masticare amaro tante volte, grandi campioni ce lo insegnano, se vogliamo davvero crescere. Perché paradossalmente proprio dall'esperienza della sconfitta, della caduta, noi riusciamo ad apprendere qualcosa di noi. Mentre le vittorie, soprattutto se sono troppo facili, oltre a non avere particolare soddisfazione, ma non ci aiutano neanche a quel senso così di esigenza con noi stessi che ci spinge a dare meglio di noi. Sì, grazie Luca. Credo che per quanto veloce sia stata una risposta piuttosto interessante. Mi verrebbe da farti un'ulteriore domanda, ma la lasciamo lì sullo sfondo, perché mi è piaciuto molto quando tu hai introdotto qualche riflessione su chi è il perdente, perché spesso ci chiediamo chi è il vincente, chi è colui che come dire, raggiunge un determinato risultato, però forse sarebbe il caso di dedicare un po' di tempo anche al perdente o i perdenti.
Per tornare a Lorenzo, così nella risposta di Luca abbiamo visto diversi elementi che, per utilizzare forse un termine tecnico, hanno una portata normativa, no? Quindi libertà, regole intelligenti, il rapporto con il limite, con il confine. Ecco, per forza di cose entriamo qui in un terreno che è quello etico, quello morale. Allora, la domanda per te è una domanda che è tornata più volte in questi dialoghi di sport. Ehm, A questo punto, secondo te, è più corretto parlare di etica dello sport o di etica nello sport? Allora sì, le tre lezioni che ha ricordato Luca sono un po' già l'introduzione a questa idea. Io stesso sto cercando ormai da tempo di portare avanti, e cioè che l'etica ha nella realtà dello sport una specie di situazione, diciamo, un po' eccezionale, che consiste in questo. Nella pratica sportiva, in qualunque pratica sportiva, e comunque più in generale nella figura e nelle forme del gioco, io scopro che dal di dentro il gioco, dentro lo sport c'è un'etica. La caratteristica dello sport, come pochissime altre attività umane, è dotata di una forza che gli antropologi chiamano performativa. Come dire che nello sport l'etica non è una predica che si aggiunge dall'esterno, comportati bene, eccetera, no? Ma facendola praticare, facendola fare, facendola vivere, soprattutto in quell'ambiente educativo, lo sport, la pratica sportiva plasma, performa la persona. Con le tre lezioni che Luca richiamava e con un sacco di altre sotto lezioni, chiamiamole così, dal punto di vista del rapporto e la conoscenza del proprio corpo, nella relazione con gli altri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quello su cui noi dovremmo cercare un po' tutti, a mio avviso, di impegnarci è smettere un po' di insistere costantemente su una logica, tra virgolette, che i filosofi morali chiamerebbero moralistica dell'etica nei confronti dello sport, ma di andare dentro e dal di dentro fare emergere questa forza performativa, questi valori, certamente anche disvalori, ma fondamentalmente lo sport, quando non viene inquinato dal denaro o dall'agonismo selvaggio, ok, che ha tutta una serie di altri obiettivi, lo sport di per sé fa respirare che cosa è un valore, cioè che cosa mi umanizza, e che cosa è un disvalore, cioè che cosa mi disumanizza. Naturalmente, per far parlare questa etica dall'interno dello sport ci vuole per l'appunto quell'ambiente educativo di cui prima si diceva. Non solo, ma credo che oggi ci voglia un po', tra virgolette, un'alleanza universale, che ci mettiamo d'accordo e stipuliamo un patto che ha al centro questa attenzione, assumerci la responsabilità che in qualche maniera deve essere l'espressione consapevole. Se noi trasmettiamo determinati valori o disvalori, ok, questi attraverso la concretezza, una per tutte, fare un po' di fatica, uscire, non stare sempre davanti al computer, diventare dipendenti o eccetera, no? Voglio dire, queste piccole cose, aspetti, creano le condizioni perché la persona, in verità non solo i ragazzini ma anche gli adulti, scoprono che dall'interno della pratica sportiva piano piano stanno formando, plasmando un loro modo di essere,
E chiudo un modo, perché se è vero la premessa dalla quale siamo partiti, che credo sia fondamentale, Gadamer parlava della verità del gioco. Qual è la verità del gioco? E che io scopro praticandolo, no? E cioè è un po' una verità sulla vita. E arrivo a scoprire questa tensione che un grande teologo che ha scritto un bellissimo libro sull'Homo Ludens è l'approccio alla serietà e alla serenità della nostra esistenza. O Platone diceva è un po' commedia e un po' tragedia, e questo viene fuori nello sport, nel gioco. Allora pensiamo oggi, anche alla luce di quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, no? La pandemia, questa serietà e questa serenità quanto sarebbero importanti. Bene, grazie anche per queste riflessioni. Luca, credo che così in questa risposta di Lorenzo abbiamo toccato una parola abbastanza chiave, che è moralismo, no? E quindi a te a questo punto così un po' il ruolo di avvocato del diavolo, cioè ok, va bene la dimensione etica, normativa, la dimensione appunto valoriale dello sport, però è proprio vero che lo sport è automaticamente educativo, automaticamente ambiente di valori. Direi di no, e Lorenzo l'ha fatto capire molto bene parlando di un'alleanza che gli adulti devono saper mettere in campo se vogliono trasformare quel potenziale che lo sport racchiude in un'esperienza reale. Io credo e ne sono abbastanza convinto che uno dei grandi mali dello sport sia la retorica, mi spiego. Lo sport si vende terribilmente bene, tutti sanno cosa dire quando si parla di sport, dei valori dello sport. Il problema, e noi lo tocchiamo con mano a tutti i livelli, che c'è un solco molto ampio tra la parola e l'azione. Si dicono le cose giuste ma non si fanno, anzi si insegna magari nell'ombra quei trucchetti a cui faceva riferimento anche Lorenzo, per cui fa il discorso ai ragazzini, gli spieghi il fair play, ma poi gli insegna a farsi furbi, a innervosire l'arbitro o l'avversario, a buttarsi. Per cui ecco, questo credo sia il grande problema che noi abbiamo di fronte, cioè una retorica molto facile a cui non sempre o troppo poco corrisponde invece un impegno quotidiano per tradurre quei valori in realtà. Ma chi lo fa davvero crea delle comunità estremamente fertili, e ci sono bellissime esperienze di società che investono, che coinvolgono i genitori in un percorso educativo anche faticoso e che riescono ad ottenere dei risultati importanti. Ecco, io credo che davvero ci sia bisogno di una progettualità educativa esplicita e di azioni conseguenti, e per far questo bisogna mettere ad esempio la prestazione intesa come capacità di esprimere al meglio il potenziale di ogni ragazzo al di sopra del semplice risultato. Non è detto che la nostra squadra debba per forza arrivare prima in campionato, l'importante è che tutti i ragazzini che ci sono affidati riescano a progredire e quindi a essere valorizzati per quelli che sono i risultati che riescono a ottenere. Ma questo significa avere un allenatore che incoraggia a dare sempre meglio di sé e non si focalizza solo sul risultato, una società che non premia, società sportiva intendo, gli allenatori solo se vincono i campionati o se sono competitivi, perché in questo modo diventano più attrattive, no, le loro squadre nel territorio. I genitori non devono chiedere alle società solo risultati in termini appunto di vittorie, e via discorrendo. Quindi senza farla lunga, continuiamo a parlare dei valori dello sport che ci sono, però se possibile io direi parliamone un po' di meno e rimbocchiamoci le maniche e proviamo a farli vivere nella pratica quotidiana un po' più spesso, ciascuno pro quota parte. Allenatori in quanto allenatori, dirigenti in quanto dirigenti, ma mi metto anche dal lato dei genitori. Anche i genitori devono far parte di questo patto educativo di cui parlava anche Lorenzo. Ecco Luca, ci hai fatto ben intendere, no, questa possibile distanza che c'è da una parte tra la parola e dall'altra l'azione. E vorrei riprendere
espressione che Lorenzo ha utilizzato nella sua risposta precedente e che mi è piaciuta molto, no? Questa idea di un'etica performativa, cioè di una dimensione etica che appunto si apprende facendo, si apprende nella pratica, ecco, più che in un discorso che rischia di essere appunto moralista. Allora, torniamo appunto sulla questione della lezione dello sport, Lorenzo, cioè come avviene questa azione? Siamo più sul lato della parola, più sul lato della pratica? Allora, lo sport è ancora una volta una di quelle esperienze estremamente speciali in cui i valori si apprendono per via pratica, diciamo. Poi la parola esplicita, la parola esprime, la parola fa fiorire quello che c'è dentro nella pratica. E questo significa che noi, proprio in nome di quel patto e di quell'alleanza e di quella lezione di cui dovremmo tutti far tesoro, dobbiamo prima di tutto, come dire, apprezzare l'ambiente educativo dello sport se gli poniamo vicino, ok? Adesso sto scrivendo, ma non ho tempo, ma insomma, ho individuato almeno 10 nemici dell'educazione, dell'educare oggi, no? Tanto per... Vabbè, ce n'è uno che sì, un po' è entrato, un po' si dice, ma siccome riguarda prima di tutto noi adulti, allora lo diciamo a bassa voce, il tutto è subito. Va bene, lo sport attraverso la pratica ti insegna che non c'è tutto e non c'è tutto e subito, tanto meno che subito. La pratica, ti devi esercitare, ti devi allenare, non nasci campione. I tuoi genitori ti hanno messo in testa che sei un campione con i tuoi compagni, amici, no, ragazzini, cominci a giocare, invece cominci a scoprire quello che diceva Luca, che c'è qualcuno magari che è più bravo di te, però se siamo dentro questa logica è chiaro che si va a finire in quella deriva di cui parlava Luca prima. Per esempio, quindi prima cosa importantissima che si impara praticamente, niente di tutto e subito, bisogna allenarsi, esercitarsi. Seconda, allenarsi. L'allenarsi cosa vuol dire? Vuol dire costanza, mi assumo un impegno, partecipo, eccetera, eccetera. L'allenamento dà anche una scansione di un impegno. Infatti, molto spesso, sentendo gli amici allenatori, è qui che cadono anche dei ragazzini molto promettenti, perché questa pratica dell'allenamento che trasmette il grande valore che se mi prendo un impegno e do una parola, poi cerco di fare di tutto per portarlo avanti, ahimè. Poi la terza cosa, una parola da riscoprire, è venuta fuori un po' in questo periodo. No, le prove. Devo passare delle prove, nel senso che devo sottomettermi, diciamo, a una certa fatica regolata, ma devo anche in qualche maniera mettermi alla prova, misurarmi realisticamente. Il principio di realtà, comunque venga inteso, resta sempre un punto educativo, un punto di forza, no? Di una educazione vera. Quarto, la fatica. Il benedetto, o meglio, il maledetto tutto e subito, divento campione, prendo soldi, vado in televisione, ok? No, qui c'è una fatica, costruire, anche qui molto collegata ovviamente alle prove, all'allenarsi, all'esercitarsi. L'altra cosa, mi fa piacere che Luca l'abbia richiamato e impostato così bene, il tema della sconfitta. Un grande allenatore, secondo me, che mi piaceva molto quando faceva attività, Emiliano Mondonico, diceva ai suoi giocatori, no, sconfitti sì, vinti mai. Questa è una distinzione, adesso non abbiamo il tempo di approfondirla, ma oggi viviamo, o perlomeno trasmettiamo ai nostri figli e ai nostri nipoti l'idea che la sconfitta è un essere vinti. E oggi essere vinti
vuol dire essere fuori completamente. Sappiamo tutti che cosa questo significa. Nella pratica sportiva si impara, no? Praticamente che la sconfitta non è la morte, non è un essere vinti, ma è l'occasione per rimettersi a posto e riprendere lo slancio maggiormente avvertiti, avendo imparato qualcosa. Praticamente ho fatto solo degli esempi, ma ce ne sono tanti altri. Il rispetto dell'orario, ma qui potremmo fare, no? Se ci fosse veramente quell'alleanza di cui dicevamo prima, dove genitori, allenatori, eccetera, no? Anche la realtà civile, come richiamava prima Luca, se ci mettessimo insieme, qui praticamente potremmo trasmettere tutta una serie di valori che dall'interno, ancora una volta, e provandoli fisicamente su di me, scopro che sono delle, appunto, come dire, dell'energia continua, carburante per affrontare la vita con serenità e serietà. Grazie Lorenzo. Vorrei provare ora, seguendo le tue parole, no? Questo tutto e subito, a fare con Luca un'operazione filosofica, cioè effettivamente in ambito filosofico-morale, come dire, il grande nemico del subito sono di fatto le virtù. Aristotele stesso ce lo ricorda, no? Una rondine non fa primavera e quindi tantomeno un singolo atto coraggioso rende una persona appunto coraggiosa. Allora, Luca, riesci a farci qualche esempio di queste virtù morali che richiedono tempo, che così non si concedono al subito, al tutto e subito, e che riusciamo però effettivamente a vedere bene esemplificate nello sport? Ci provo, tra l'altro proprio in uno dei primi incontri di questo ciclo, ricordo con Isidori, era stato messo bene in luce il legame che c'è tra lo sport olimpico e la filosofia e anche la democrazia, no? Questi tre regali che il mondo greco ci ha fatto, e primo di questi tre momenti è proprio quello sportivo, che sembra aver influenzato poi sia la nascita della democrazia che la nascita della filosofia. Per cui fin da subito, ecco, sport e filosofia vanno a braccetto. I primi filosofi, penso a Socrate, a Platone, vivevano fuori e tante volte dentro gli spazi dello sport, dove si praticava lo sport. E lo sport entra in molti dialoghi proprio come esempio. Attraverso l'osservazione di quella pratica si capivano molte dinamiche e attraverso esempi sportivi si spiegavano dinamiche proprie della filosofia morale, rendendole immediatamente comprensibili, proprio perché le persone, i ragazzi, avevano sperimentato, no, ciò che poi il filosofo spiegava, e attraverso quell'aggancio anche emotivo riusciva poi a trascinarli molto avanti anche nella riflessione. Per cui ecco, questo solo per dire che il legame tra filosofia e sport non è solo molto antico, ma anche molto fertile. E la filosofia morale ha riflettuto molto su quello che tu dici, le virtù, che sono in fondo forme di eccellenza, cioè la capacità di esprimersi al meglio. E ha anche provato a individuare alcune virtù che sono particolarmente interessanti, perché sotto di loro ne raccolgono molte altre, quelle che vengono dette virtù cardinali, no? Che come un po' la porta, proprio facendo perno sui cardini, ruota, e attorno a queste virtù appunto cardinali ruotano molte altre, e sono la famosa prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Ora non possiamo raccontare tutte queste virtù, provo a indicarne solo due. Innanzitutto la temperanza. La temperanza cos'è? È la capacità di gestire bene l'attrattiva dei beni immediati. Perché? Perché continuamente noi siamo attratti da beni che ci calamitano e ci chiedono di farli loro, di poterne fruire. Il problema è che se noi non diamo ordine al nostro desiderio, rischiamo di farci sfuggire i beni più importanti, perché siamo presi da piccole cose. Allora qual è la lezione dello sport? Che se tu hai messo nel mirino un obiettivo grande,
e a seconda del tuo livello sportivo hai sempre un obiettivo grande davanti, anche se sei uno scadente maratoneta 45enne come me, no? Vuoi fare il tuo personal best, vuol dire che ci sono tanti beni che ti richiamano dalla mattina alla sera, il fritto a pranzo, una birra alla sera, fare tardi con gli amici, ma se hai deciso che quel bene vale le tue fatiche, cioè ottenere un risultato che richiede tempo, pazienza, costanza, impari a resistere all'attrattiva di beni da poco per inseguire un sogno grande, un bene prezioso. E questa è una grandissima, strepitosa lezione dello sport. Impara a mettere i tanti beni che, grazie a Dio, la vita ci regala in gerarchia e impara a rinunciare a qualcosa che vale meno per inseguire qualcosa che vale di più e che alla fine ti darà grande soddisfazione. E in coppia con la temperanza gli antichi mettevano sempre la fortezza, quella che oggi va di moda chiamare resilienza, ma che io preferisco ricordare nella sua dizione latina, fortitudo, che sta nei nomi di tante società di atletica e non solo. La fortezza cos'è? È la capacità di resistere quando il bene che calamita il tuo desiderio è arduo e ti verrebbe voglia di mollare. Oppure dopo una sconfitta cocente ti verrebbe la tentazione di mandare tutto a quel paese e invece sei capace di tenere duro nella fatica, tenere duro nella prova. Questa è un'altra lezione strepitosa che lo sport ci insegna. Noi siamo capaci di vincere la tentazione di mollare e quando ci riusciamo, anche se poi non siamo primi al traguardo, ci portiamo a casa una grande soddisfazione. E queste sono virtù morali che lo sport insegna facendo. Non ti serve un professore, ti serve un adulto che ti insegna a gustare la bellezza di queste esperienze. E dopo magari, come diceva Lorenzo, ci aggiunge qualche parola, ti insegna a comprenderle meglio. Però la lezione passa attraverso un fare intelligente, che ha bisogno di maestri degni di questo nome, chiaramente. Mm-hmm. Lorenzo, dopo questo così passaggio più filosofico, morale che abbiamo fatto con Luca, chiederei a te invece ora un'attenzione più pedagogica, antropologica, no? Ecco, sport è certamente un termine complesso, nel senso che al suo interno racchiude più esperienze antropologiche. Sicuramente lo sport professionistico è un tipo di esperienza, lo sport amatoriale è un'altra, e ancora diverso è lo sport, ad esempio, giovanile, qualcosa che, ad esempio, a me personalmente interessa molto e dove spesso si sente dire, no, ecco, il problema nello sport giovanile non sono tanto gli atleti, ma sono piuttosto gli adulti che dovrebbero permettere di fare sport in un certo modo, parlo di allenatori, dirigenti, tifosi, che spesso sono i genitori stessi, ma che forse, ecco, certe volte, come dire, mettono più i bastoni tra le ruote che permettere che lo sport si dia al suo meglio. Certo, questo secondo me è uno dei punti nevralgici che dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia e anche di in qualche maniera mettere sul tavolo di quella alleanza e di quel patto di cui si diceva. Credo che tutti possiamo fare questa esperienza molto triste, molto desolante, che mi è capitato parecchie volte, che perché la nostra università a Mestre è vicina proprio ad alcuni campi da gioco, di allenamento. E lì cosa si vede, cosa si può sentire in primo luogo? I bambini che giocano, sugli spalti i genitori che incominciano a gridare: dagli, non posso usare il dialetto, no? Arbitro. I bambini sono lì che hanno preso serenamente e seriamente il loro compito, ok? E ti trovi con gli adulti, i genitori, insomma, anche mi pare recentemente abbiamo sentito genitori che sono entrati in campo e hanno aggredito l'arbitro, per esempio, no? Allora, per farla breve,
A me pare, un po' l'esperienza me lo conferma, che parlando in generale di educazione e prendendo lo sport come la perla preziosa in questo compito, mi pare di poter dire che il problema oggi non sono né i ragazzini né i giovani, sono gli adulti. Gli adulti presentano una questione fondamentale che è un po' strutturale, filosoficamente quasi mi viene da dire che hanno un problema ontologico, cioè che sembrano fatti per diseducare o comunque per usare linguaggi e pratiche che sono fortemente diseducanti. Lo sport è lo specchio di questo clima, no? Di questo spirito che è in circolazione tra gli adulti. Cosa vuol dire questo? Secondo passaggio allora che vorrei sottolineare. Questa grande alleanza dovrebbe riguardare anche coloro che operano, vorrei anche dire coloro che investono anche, no? Nelle attività, equamente, giustamente, nelle attività sportive, agonistiche e non agonistiche, direttamente non agonistiche, nel farsi carico in questo momento storico e sociale di, come dire, creare una sorta di, non dico di bolla, non dico di capannone in cui si cerca di tenere dentro il bene e fuori c'è la malvagità e quant'altro, ma perlomeno avere la serietà che dovrebbe essere la caratteristica di una persona adulta e che è quella di assumersi un impegno, una responsabilità, e che consiste nel non inquinare, non avvelenare, non tracimare, al di là di quella che è la mission specifica dello sport e della pratica sportiva. Esigerlo è diventata pure una pratica anche nel mondo per altri faccende, ovviamente nel mondo dell'economia e in tanti altri mondi. Concludendo, la questione dello sport come ambiente educativo ha nella figura dell'adulto, fin dall'inizio, dal presidente della società, piccola o grande che sia, al signore o alla signora delle pulizie, lì si gioca la qualità dell'ambiente educativo, cioè dell'adulto. È l'allenatore. Se l'allenatore gli dice spezzagli le gambe, è chiaro che gli dà un messaggio al ragazzino. Se invece usa un altro linguaggio e durante l'allenamento magari valorizza quegli aspetti che prima dicevamo, è chiaro che lì io scopro la funzione, il ruolo, il servizio educativo più importante dell'adulto, quello che una volta i nostri genitori ci inculcavano, dare l'esempio. Allora, un genitore o un adulto, un allenatore che assume toni, linguaggi, pratiche, posture di un certo tipo che sappiamo e conosciamo bene, dà un cattivo esempio. Ecco, riscoprire anche qui la fondamentale forza educativa dell'esempio, dare l'esempio. Grazie Lorenzo. Una cosa che è tornata più volte, un termine che è tornato più volte nelle tue risposte è questa grande alleanza educativa. Allora, per forza di cose, Luca, la domanda è per te, cioè chi può mettere in campo questa grande alleanza? Forse qualcuno potrebbe dire, c'è un ruolo in questo anche nelle istituzioni sportive, no? Sì, io direi che è fondamentale anche se non esclusivo. Le istituzioni sportive hanno un grande onere di guida e quindi devono chiedersi cos'è il bene che sono chiamate a proteggere e a promuovere.
E da questo punto di vista credo che il grosso pericolo sia quello di pensare che il compito delle istituzioni sportive sia promuovere l'eccellenza dei risultati sportivi. E questo un po' lo vediamo quando, ad esempio, si premiano le società in base ai risultati che ottengono, e quindi anche gli incentivi di natura economica premiano solo una dimensione, che è quella legata alla capacità di primeggiare. Mentre sono molto meno premiate altre finalità che invece lo sport dovrebbe custodire e promuovere, il tema dell'inclusione, il tema della promozione dei territori, tutto il tema della cittadinanza attiva. Quindi bisognerebbe davvero che a livello di istituzioni sportive si facesse una riflessione di qual è l'utilità reale di questo patrimonio che chiamiamo sport e che appunto a parole raccontiamo come in un paniere ricco di beni che dovremmo saper gestire con equilibrio, proprio per far sì che ciascuno di essi abbia sufficiente spazio, e che invece nella realtà sono tutti schiacciati dietro un unico bene che primeggia e che va in qualche modo a togliere spazio agli altri, ovvero il valore della vittoria. Io prima ho detto che non c'è sport, cioè gioco agonistico, che non muova dalla ricerca della vittoria. E proprio per questo ogni gioco si struttura attorno al come noi proviamo a concorrere per la vittoria. Però tutta questa nostra chiacchierata ha messo in evidenza come accanto al valore vittoria ce ne siano molti altri e che il gioco funziona anche in chiave educativa quando c'è un equilibrio tra tutti questi beni. Allora questo credo sia la grande responsabilità delle istituzioni sportive, cioè di essere coerenti con ciò che loro stesse dicono, ovvero la retorica dello sport scuola di vita. Ecco, facciamo che questa retorica sia una buona retorica quotidianamente praticata e gli incentivi alle società sportivi premino davvero la capacità di far vivere questi valori nella quotidianità delle palestre, dei campetti, delle piste e via discorrendo. L'altra parte però riguarda le singole realtà sportive che, a prescindere da ciò che viene richiesto dalle istituzioni, hanno la possibilità di decidere qual è la loro postura all'interno di quel panorama e possono chiedere in qualche modo e promuovere una competizione sana tra le diverse società sportive, offrendo qualcosa di diverso sul mercato, proponendo ai genitori proprio luoghi educativi, patti di sinergia con le famiglie, spiegare che ciò che loro vogliono promuovere è la capacità di ogni ragazzo di imparare il gusto dei risultati faticosamente conquistati, a prescindere che poi siano vittorie o risultati di eccellenza. Ecco, quindi noi abbiamo la possibilità proprio di costruire nel piccolo dei nostri territori delle proposte alternative. Chiaramente bisogna fare la fatica di ritrovarsi tra adulti e convenire sul fatto che lo sport può davvero essere questo luogo di crescita e portarne anche il prezzo, accettare magari che la nostra non sarà necessariamente la società vincente, ma non è detto che chi è capace di perseguire un equilibrio tra i valori non sia poi anche quello che riesce, perché magari meglio di altri riesce proprio a costruire il senso di squadra, la solidarietà, quella capacità di dare tutto fino in fondo per l'amico che hai vicino e rispetto al quale vuoi davvero dare il meglio di te. Ecco, quindi queste credo siano due partite che dovremmo cercare di tenere assieme. E poi l'altra cosa, e riguarda questa sì, in particolare le istituzioni, è riuscire ad essere onesti con se stesso. L'istituzione sportiva cos'è? È la promotrice di un prodotto che si vende bene e quindi il suo fine è quello di costruire dei prodotti confezionati in modo tale da essere vendibili, da essere spettacolari e quindi di avere un ottimo mercato e quindi un ottimo indotto economico, oppure sono le cose che voi abbiamo detto finora. Ecco, a me pare, guardando proprio lo sport d'elite, che andiamo da un'altra parte. Lo sport d'elite è sempre di più uno spettacolo che deve far sognare e quindi sotto sotto c'è sempre il sospetto degli effetti speciali. Perché? Perché se devi sorprendere sempre, devi portare al limite la sfida e non sai mai bene se quello che stai vedendo è reale oppure se, diciamo così, è favorito da quelli che abbiamo chiamato effetti speciali, ma fuori di metafora e doping.
E poi tutto il tema del mercato che entra a gamba tesa nello sport, se ne impadronisce e in qualche modo lo impadronisce. Lo sport, sai bene anche tu Simone che alleni in una bella realtà, ha bisogno di sport, i palazzetti costano, le divise costano, le borse costano, però sono strumenti. E quindi lo sport ha bisogno dello strumento finanziario per potersi esprimere. Però troppe volte noi vediamo che lo sport è diventato strumento al servizio del mercato, e qui credo che davvero inizia un'altra storia legittima, ma parliamo di lavoro, di professione, di economia, non parliamo più di gioco, di formazione e di crescita umana. Grazie Luca. Abbiamo ancora pochi minuti, no? Io a inizio di questo dialogo avevo utilizzato una metafora tennistica, mettendovi uno da una parte della rete e contro l'altro, ma mi rendo conto che forse in realtà stavate giocando una partita di doppio e molto spesso siete stati più come dire, d'accordo e in linea tra di voi. Allora provo ora a mettervi un po' in difficoltà. Luca, hai una domanda, una richiesta di approfondimento per Lorenzo? Sì, a Lorenzo proverei a chiedere questo, ma in realtà ecco, faccio fatica a entrare in polemica dialettica, perché in realtà abbiamo fatto emergere una sintonia, ma che è una comune preoccupazione, ecco, per fare dello sport un luogo davvero bello, dove ci si diverte e si impara qualcosa di utile. Mi piacerebbe allora invitarlo a dire una parola di più su un tema che è fondamentale, che lui ha incrociato proprio nella sua ultima battuta, cioè quello dell'arbitraggio e del giudizio. Tu dicevi all'inizio, Lorenzo, che lo sport è quel luogo dove si accetta di essere giudicati, no? Mi giudica l'avversario che mi mette alla prova e mi misura, e mi giudica l'arbitro, che è quel soggetto terzo che proprio garantendo le regole protegge lo spazio del gioco. Ecco, io credo che culturalmente oggi abbiamo un deficit molto grosso rispetto alla figura dell'arbitro. Non riusciamo a capire che senza l'arbitro non si può giocare, e soprattutto che l'arbitro svolge un ruolo fondamentale e tante volte lo fa, piccolo inciso, con grande spirito di servizio. Io ammiro in modo sconfinato quei ragazzi che fanno giocare altri ragazzi. Ecco, però tutto questo mi pare non sia sufficientemente apprezzato. Ecco, cosa ne pensi e soprattutto come si potrebbe aiutare una migliore cultura proprio dell'arbitro, dell'arbitraggio, del valore di questo ruolo? Bisognerebbe che il prossimo convegno, Luca, su questo tema che è fondamentale. No, ma qui qualche battuta veloce. Chiaro che questo, se teniamo ferma, e io penso che sia una grande verità, e cioè che nel gioco vi è qualche cosa di fondamentale, vi è una matrice. Mi piace ricordare sempre, rispettando le idee e le fedi di tutti, ma che il Dio biblico, ecco, crea il mondo giocando. Questa è una tradizione teologica. Bene, vuol dire che è una cosa importantissima, fondamentale, che ha a che fare, come dicevamo, con qualcosa che ci precede, ma anche ci trascende continuamente. Ebbene, proprio per questo esiste tra il gioco e lo sport e la vita sociale, ok, uno scambio, un intreccio, un rinvio. E a volte questa anche vera e propria dialettica può risultare distorta. Allora, una delle questioni fondamentali che si vedono proprio bene, no, se mettiamo a confronto gioco e vita sociale, è proprio questa. Io considero sempre più, io non sono nessuno, ma insomma dentro di me mi sono fatto delle persuasioni con l'esperienza, che una delle parole più pornografiche, cattive, distruttive degli ultimi 70 anni sia stata la parola deregulation. Sregolazione. È partita dalla concezione economica iperliberista, ha invaso la società, è entrata oggi nella nostra vita
comune. Per cui deregulation cosa vuol dire? Non solo non accettiamo più regole e quindi un giudizio e tantomeno un arbitraggio, perché la deregulation implica che la figura comunque del terzo al quale la regola rinvia è un di più. No, ci regoliamo tra di noi. Allora, la deregulation, cioè la sregolazione di tutta una serie di dimensioni e di riferimenti che nella nostra vita personale e sociale agivano esattamente con quel ruolo performativo, ovvero l'obiettivo di mettere in campo un carattere, una persona responsabile, quindi che risponde di quello delle sue scelte e nello stesso tempo è capace anche di rispondere nel senso di farsi carico dell'altro. Ecco, questo oggi è uno degli elementi che maggiormente è stato distrutto e quindi questo tema che tu, Luca, evochi ce l'abbiamo soltanto qui, anche se bisogna dire che nel senso comune, se ci fermiamo qualche volta a guardare una partita di calcio, magari in osteria dove ci sono i club dell'Inter, ancora il senso comune e la base circa la terzietà dell'arbitro, dell'arbitraggio, il valore delle regole c'è. È il comportamento, come dicevi tu, no? Che a volte dà un cattivo esempio su questo fatto. Grazie Lorenzo per queste ulteriori considerazioni che ci aiutano a mettere a fuoco un altro dei temi centrali, oltre che a me personalmente ricordarmi che manca ancora l'arbitro per l'amichevole che giocherò tra 3 giorni. Ora Lorenzo, a te la possibilità di replicare, no? Con una domanda per Luca e cercare un po' così non dico di metterlo in difficoltà, ma di far emergere ulteriori problematicità. Ecco. Ma è difficile mettere in difficoltà Luca, perché ormai si è sia fisicamente sia culturalmente, intellettualmente e teoricamente si è ben messo alla prova. Però c'è una cosa che lui sulla quale sta riflettendo da tempo e portando avanti, che mi interessa molto e anche mi colpisce, oltre che provocarmi. Quell'idea di agonismo che avevi anche presentato all'inizio. Diciamo che un po', forse per la mia formazione, per la mia struttura, quando sento la parola agonismo a volte mi viene un po' di nervoso, no? Anche se è una parola importantissima, un'origine etimologica ricchissima. Però mi piace e mi ha aiutato anche diverse volte a uscire da questo impasse quando tu parli di agonisti responsabili. Credo che questo sia un elemento capace di tenere in una tensione polare, no? Come direbbe Guardini, o comunque in un dialogo fecondo e produttivo alcune categorie che oggi tendono invece ad essere assolutizzate, vuoi nel campo che dicevi molto bene, nel tecnicismo, nella spettacolarità, nell'economico, eccetera, con quello che è il fondamentale antropologico del gioco. Sì, io proverei a dire così. Quando parlo di agonismo responsabile, provo proprio a tenere questa tensione tra la sfida impegnativa. Qual è il mio problema? Il mio problema è questo, che anche culturalmente, per quello facevo cenno anche alla Carta Europea dello Sport, si tende a pensare che l'agonismo sia il problema e quindi lo sport ideale è lo sport non competitivo. Solo che questa è una contraddizione in termini, perché lo sport è tale perché è competizione anche molto esigente. E quello che abbiamo detto oggi va in questa direzione, perché se io devo imparare a fare fatica, vuol dire che quell'obiettivo è per me importante, cioè mi ci dedico e sacrifico altro. E quindi questa tensione a dare il meglio di sé inseguendo la vittoria o comunque il risultato è parte dell'avventura sportiva. Se non ci fosse non ci sarebbe benzina. Io farei semplicemente un'attività ludico-ricreativa
fin tanto che mi va, e quando comincia a diventare un po' faticosa mollo. E noi invece cerchiamo da sportivi quella fatica. Se le cose sono troppo semplici non ci piacciono. In qualche modo noi andiamo a cercare le sfide esigenti. Allora, questo mi porta a dire che il gusto dello sport ha a che fare proprio con questa capacità di inseguire qualcosa per il quale siamo disposti a fare fatica, e questo ha a che fare proprio con la dimensione della competizione. Dopodiché bisogna capire cosa significa, perché competere è concorrere con altri, certo, verso lo stesso risultato che ci contendiamo, io voglio arrivare prima di te, ma lo faccio con te, e quindi capire che il compagno di viaggio è colui che mi consente anche di esprimermi al meglio. E questo è uno dei motivi, ad esempio, per i quali io non sopporto troppo, entro un certo limite vanno bene, ma le metafore belliche, ecco, la guerra mira alla fine, all'annientamento del nemico per raggiungere il risultato. Nello sport no, io ho bisogno dell'altro. E poi in realtà io mi accorgo che sotto sotto ciò che voglio davvero è capire chi sono. E quindi lo sport è un luogo di esplorazione interiore, proprio perché è esigente, mi porta a conoscermi. Allora capisco che la sfida maggiore è quella di portare al limite le mie capacità. E da questo punto di vista ecco che emerge quell'agonismo responsabile, cioè essere all'altezza di questa sfida. E ci vuole un pizzico di intelligenza, un pizzico di pensiero che occasioni come queste provano a mettere in luce. Se invece io sono focalizzato in modo maniacale sul risultato ad ogni costo, perché misuro me stesso col metro del risultato esteriore, semplicemente arrivare prima, beh, quando quel risultato non arriva, allora tutta la fatica che ho fatto non serve a nulla. Se quel risultato non arriva, il mio impegno non vale nulla, e allora pur di ottenere quel risultato sono disposto a tutto, e questa è la fine dello sport. Mm-hmm. Bene, grazie Luca. Allora siamo arrivati in conclusione, è finito quasi il nostro tempo. Io probabilmente mi trovo in una posizione indebita, nel senso che siamo ora alla fine dell'ultimo di questa bella serie di incontri che, come dicevo, ci hanno accompagnati dall'autunno, quindi lascerò poi di nuovo forse la parola al padrone di casa per un ultimissimo passaggio. Mi limito a dire questo, forse cercando di dare così un commento, ecco, di fare un commento generale. Ci siamo resi conto in questi incontri che lo sport è certamente qualcosa di complesso, e che quindi in quanto dimensione complessa questa serie di incontri, per quanto bella, non è sufficiente per esaurire tutto ciò che abbiamo da dire, e quindi forse è bene anche rilanciare e considerare questo un arrivederci piuttosto che una vera fine, ecco. Simone, io ti ringrazio. Sì, mi prendo allora solo un minuto, innanzitutto per ringraziarti per aver fatto da moderatore, per aver portato con le tue domande anche la conversazione sui giusti binari. Ecco, tu hai presentato noi, ma è giusto anche per chi ci segue che sappia che anche il conduttore era, diciamo così, filosofo di razza. Simone insegna a Padova, filosofia morale, ma è anche un allenatore di basket, tra l'altro in una società molto importante come il Petrarca di Padova, il Petrarca Basket. E quindi ecco, grazie per il tuo ruolo, poi sei stato anche ospite in uno dei dialoghi precedenti. Un grazie a Lorenzo, che ho ritrovato con grande piacere, e spero di poter continuare ancora a incrociare dialetticamente, diciamo così, i cervelli con te su questi temi. Penso che lo sport abbia bisogno di pensiero. Mi rendo conto anche così, incrociando quelle che sono un po' anche le politiche, almeno regionali, dello sport, che c'è una grande attenzione a far praticare sport, quindi a creare eventi sportivi, vanno benissimo. Latichiamo un po' in momenti di cultura sportiva dedicati soprattutto a allenatori, dirigenti, formatori, quindi ben vengano occasioni come queste. Per chi magari ha incrociato per la prima volta questi appuntamenti, sappiate che ce ne sono stati molti altri, quindi se siete curiosi andate sul sito del Maritain
e troverete molti altri incontri, li trovate su Facebook, li trovate sul canale YouTube. Come ha detto Simone, questo è un arrivederci. Proveremo ancora a proporre percorsi come questo, con l'auspicio che possa essere un piccolo contributo a quella cultura dello sport che credo questo potenziale che lo sport racchiude merita, e merita soprattutto di essere messo a frutto. Simone, Lorenzo, grazie ancora di cuore, e a tutti gli amici che ci hanno ascoltato, buona serata.